Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Violento nubifragio nel Vibonese, i centri più colpiti, Nicotera e Ioppolo, crolli, allagamenti e circolazione in tilt, oltre 30 le persone evacuate. A Lamezia salvata una donna e le sue bambine intrappolate nell'auto in una strada allagata, disagi a Cosenza. Intanto la regione valuta la richiesta per lo stato di calamità. La Regione mette in campo un bando da 8 milioni di euro per la formazione e per il lavoro. La situazione della sanità è sempre più critica, continua il braccio di ferro tra il Presidente e il Commissario. Mercoledì Oliverio andrà a Roma per incontrare la Ministra Grillo. 3 arresti per l'omicidio Bagalà avvenuto nel Reggino nel 2012. Secondo gli inquirenti il delitto sarebbe maturato nel contesto della faida tra le cosche dei Priolo Piromalli e Brandimarte. I reperti di terracotta scoperti dai carabinieri forestali tra i filari di Viti ad Umbriatico, sequestrata l'intera area. La promozione del Cosenza in Serie B ha fatto letteralmente impazzire di gioia la città. La festa si è consumata ieri sera fino a tarda notte. Oltre 10.000 tifosi hanno salutato l'arrivo della squadra allo stadio dopo che a bordo di un bus scoperto ha percorso le strade cittadine. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in apertura. Il maltempo e emergenza nel Vibonese, i centri più colpiti, Nicotera e Ioppolo, crolli, allagamenti e circolazione in tilt, oltre 30 le persone evacuate. Vediamo. La pioggia torrenziale che si è abbattuta sin dalla notte ha colpito in maniera drammatica il litorale sud del Vibonese, in particolare Nicotera, causando il crollo di una parte di un'abitazione del centro storico. All'interno al momento del crollo non si trovava nessuno, visto che la casa era stata fatta evacuare pochi minuti prima, così come i residenti in altre abitazioni. Situazione particolarmente allarmante nei pressi del torrente che collega la parte superiore di Nicotera alla Marina, dove le persone si sono riversate fuori dalle case per il timore che lo stesso torrente potesse esondare e travolgere le abitazioni. L'area maggiormente colpita è quella ai piedi della chiesa della Madonna della Scala. Il momento che ha vissuto stanotte com'è stato? È terribile, certamente. Ed ero sceso giù io proprio quando è caduto il muro. C'era lei, sua moglie? E mio figlio, siamo in 3. Stamattina mentre ero a letto ho sentito la botte forte del lampo e in automatico che cadeva tutto un mezzo muro con la veranda qua della signora là vicina, proprio. Io sì, l'ho visto tutto dietro le persiane perché era proprio un'acqua indescrivibile, scendeva come una cascata nella strada alta 2 metri e la signora qui, l'acqua che gli usciva dall'appartamento usciva proprio come una cascata. Siete dovuti scappare? Tutti scappare, siamo tutti fuori, non possiamo nemmeno salire sopra perché siamo in pericolo, al momento siamo in pericolo perché sopra c'è la protezione civile, i pompieri e devono valutare se possiamo rientrare in casa oppure abbandonare la casa. Perché siamo in pericolo, perché c'è il muro che quello che è già caduto è là, sospeso. Con un'altra pioggia che c'è va via giù e non so il danno che può provocare, perché c'è anche la mia vicina sopra che ha la terrazza che rischia anche di cadere, di crollare e mi viene addosso a me, di sotto, che abito sotto, la terrazza anche. Disagi si sono verificati per l'assenza di energia elettrica, è saltata la rete telefonica fissa, durante la notte acqua e fango hanno invaso le strade. Questo è il secondo fronte della frana di Nicotera, blocca completamente tutta la strada d'accesso che dal centro cittadino porta alla Marina. Qui è tutto venuto giù fino a mare. Questo significa che è possibile raggiungere la Marina di Nicotera solo da Rosarno, mentre le strade d'accesso dal centro storico sono tutte impraticabili. A Ioppolo è rimasta isolata una famiglia nei pressi della torre di Parnaso sul lungomare cittadino. Intanto la prefettura ha istituito il centro coordinamento soccorsi al quale partecipano anche il capo della protezione civile regionale allo scopo di coordinare gli interventi necessari perché l'allerta meteo non rassicura.
Ecco l'area del Vibonese colpita dal violento nubifragio, strade allagate, collegamenti in tilt, crolli, queste le scene a Ioppolo e a Nicotera, i due centri maggiormente colpiti. Sul posto anche il capo della Protezione Civile regionale, Carlo Tanzi. Sicuramente la situazione più critica è a Nicotera diciamo marina, dove si sono verificati degli allagamenti, diciamo, anche delle sondazioni da parte dei canali, e spesso sono stati mortificati e quasi cancellati in alcuni casi, e quindi in pratica questi canali così stretti non hanno retto all'impeto di tutta quest'acqua, e quindi a valle sono già al lavoro i nostri mezzi da stamattina, in particolare delle idrovore che stanno eliminando l'acqua nelle zone più critiche, nelle zone allagate, e stamattina hanno supportato anche le ferrovie per liberare, diciamo, dall'acqua anche la tratta ferroviaria nei pressi di Nicotera. Poi abbiamo un'altra criticità a Nicotera superiore, nella zona del centro storico, dove è crollato un muro che si è riversato su una casa che è stata anche danneggiata. Chiaramente tutti gli abitanti sono stati fatti sgomberare. Invece nella zona di Ioppolo ci sono stati soprattutto dei fenomeni franosi a monte. Molti dunque i danni e i disagi, ma spesso gli interventi effettuati dall'uomo hanno aggravato la situazione. Io ho potuto verificare come proprio a Ioppolo, in pratica una briglia, sia stata utilizzata come strada di accesso per una casa privata, e è stato eliminato l'argine perché se no non consentiva l'accesso a questa casa privata, e da quel punto dove è stato manomesso l'argine in pratica si è verificata l'esondazione di tutta l'acqua che poi è arrivata più a valle e ha fatto tutti i danni. Sono oltre 30 le persone costrette a lasciare le loro case, ma l'allerta non è ancora finita. Dovrebbe arrivare un altro evento piovoso, non così potente come quello di stamattina, ma un po' di minore entità, che si dovrebbe concentrare nelle parti più alte, nelle zone di Monteporo e dintorni. Bombe d'acqua in diverse zone della regione, al Mezzia Terme, tantissimi disagi, così come a Cosenza. Vediamo. Violento nubifragio alla Mezzia Terme, come testimoniano le immagini, strade invase dall'acqua e difficilmente praticabili per le auto, tombini e parti d'asfalto saltati con conseguenti disagi per il traffico. Pioggia e grandine hanno messo in ginocchio la città, molta paura soprattutto per chi è stato sorpreso in macchina dal forte temporale. Alcuni sono rimasti intrappolati nei sottopassi, in meno di mezz'ora in tilt i centralini dei vigili del fuoco, decine gli interventi effettuati per soccorrere persone in difficoltà, come una donna e i suoi bambini rimasta bloccata con l'auto a causa di una strada allagata, interventi anche per liberare i locali a bordo strada da acqua e fango. Al lavoro anche le forze dell'ordine, non ci sono feriti. Non va meglio a Cosenza. Ecco, questa è piazza dei Valdesi, l'inizio di Corso Telesio nel centro storico, completamente invasa dall'acqua. Problemi anche qui per residenti, commercianti e automobilisti. Sul maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla Calabria, bombe d'acqua in diverse zone e danni ingenti, soprattutto nel Reggino e nel Vibonese. La Regione sta valutando la richiesta dello stato di calamità, intanto l'appello degli operatori della Protezione Civile è alla prudenza. Cambiamo argomento, via al bando della Regione Calabria per la creazione di figure high-tech per rinnovare l'amministrazione, 8 i milioni per la formazione di 2000 ragazzi, 2000 giovani diplomati e laureati con competenze digitali. È l'obiettivo del bando pubblicato oggi sul sito istituzionale con scadenza il 31 luglio. Il governatore ha detto: non basta investire nelle infrastrutture, serve scommettere su competenze in grado di metterne a frutto il valore. Anna Franchino, vediamo.
Un bando innovativo rivolto alla formazione di 2000 giovani alle nuove professioni attraverso un apposito avviso sulle competenze digitali. La Calabria è tra le prime regioni italiane che risponde alla crisi occupazionale con la collaborazione delle università e delle imprese per realizzare corsi per diplomati o laureati con un investimento di 8 milioni di euro di fondi in dotazione al PAC 2014-2020. Ci dovrebbe portare a formare giovani in maniera qualificata per avviarli ad attività che abbiamo visto da una serie di analisi e di letture di quello che succede nel nostro contesto, ma più in generale in Italia, ad avere delle competenze elevate spendibili nel digitale. L'obiettivo del bando è questo. La scelta di andare verso questo bando deriva dall'aver compreso che c'è da intercettare un settore, un ambito di attività che è effettivamente un ambito di attività in cui i nostri giovani, i nostri esperti altamente professionalizzati possono trovare impiego, e soprattutto è un bando finalizzato a dare spazi, a costruire degli spazi e dei percorsi che possano essere anche spazi di lavoro in Calabria, nella nostra regione. I destinatari saranno selezionati attraverso alcune procedure selettive pubbliche, utilizzando i parametri per l'attribuzione di punteggi definiti dal bando, che tengono conto del reddito ISEE, della persona fisica e della durata dello stato di disoccupazione, e che consentono di raggiungere prioritariamente destinatari in un eventuale stato di disabilità o di genere femminile. Il dato di Banca Italia non fa nient'altro che registrare quello che noi avevamo raccolto nei mesi precedenti e negli anni precedenti. È ovvio che trovare una risposta è possibile se noi costruiamo le risposte in termini di formazione e qualificazione dei nostri giovani, in relazione però a tutto quello che è stato fin qui costruito anche per lo sviluppo economico. Parliamo di sanità perché il Presidente della Regione Oliverio mercoledì incontrerà il Ministro della Salute. Tema caldo il commissariamento nella nostra Regione, poi il Governatore ha commentato il successo del Cosenza e la promozione in B. Ma sentiamolo ai nostri microfoni. A margine della conferenza stampa di presentazione del bando sulle competenze digitali, il Governatore Oliverio non si è sottratto alle domande dei giornalisti. In primis ha parlato di sanità. Sentite cosa ha detto. Mercoledì ci sarà un incontro della conferenza delle regioni con il Ministro della Sanità. Vedremo in quella sede, appunto, perché sarà il primo incontro con il Ministro, vedremo in quella sede. Ho apprezzato molto il pronunziamento dei parlamentari di 5 Stelle circa la necessità di andare al superamento del commissariamento, l'ho apprezzato, mi auguro che dopo 7 anni quello che non è stato fino adesso si possa realizzare con questo nuovo governo. Poi l'argomento è caduto sullo sport, in particolare sulla promozione in Serie B del Cosenza Calcio. Il Presidente si è complimentato per il traguardo raggiunto dai rossoblù. Voglio cogliere questa occasione per rinnovare gli auguri alla squadra, per rinnovare gli auguri al management a partire dall'allenatore, per rinnovare gli auguri alla società sportiva, al suo presidente. È un traguardo importante, il Cosenza trova in Serie B anche il Crotone. Io mi auguro, come ho avuto modo di dire, che appunto anche altre squadre abbiano questa opportunità nel prossimo anno, negli anni a venire, perché appunto allargare il campo in salita delle nostre squadre nelle serie alte è un'opportunità per l'intera regione. Il Consiglio regionale ha proceduto alla surroga dei consiglieri Francesco Cannizzaro e Wanda Ferro, eletti in Parlamento, sostituiti a Palazzo Campanella da Giuseppe Pedà e Giuseppe Mangialavori. Siamo alla cronaca: 3 persone in manette per l'omicidio Bagalà avvenuto nel 2012 nel Reggino, in particolare nel nostro servizio.
Si chiude il cerchio intorno ai responsabili dell'omicidio di Francesco Bagalà, avvenuto a Gioia Tauro il 26 dicembre del 2012. Almeno questo emerge dagli sviluppi delle indagini avviate a suo tempo dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il GIP presso il Tribunale della città dello Stretto ha infatti firmato 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei fratelli Giuseppe e Alfonso Brandimarte, di 47 e 41 anni, e del 29enne Davide Gentile. I primi 2 si trovavano già detenuti per altri motivi. L'omicidio Bagalà si inquadra, secondo le risultanze dell'inchiesta, nella faida che tra il 2011 e il 2012 vide contrapposti a Gioia Tauro il cartello di 'ndrangheta Priolo Piromalli e il clan Brandimarte. A sostegno di questa tesi ci sono intercettazioni telefoniche e ambientali e anche dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Tutto, secondo gli investigatori dell'Arma e i magistrati reggini, combacia. L'uccisione di Francesco Bagalà fu la risposta al tentato omicidio nei confronti di Giuseppe Brandimarte, deciso da Giovanni Priolo, vincolato da stretti legami di parentela al Bagalà. A Sibari, dove una cicogna è stata investita da un'auto, Sibari siamo nel Cosentino, è stata ferita ad un'ala ed è finita in un canale, è stata salvata dai vigili del fuoco di Trebisacce. Adesso le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un 47enne di origini calabresi è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. Fabrizio Gutà ha confessato di aver ucciso il senegalese Hassan Diallo, 53 anni, residente a Corsico nel milanese. Le ripetute molestie del senegalese alla fidanzata di Gutà sarebbero all'origine del fatto di sangue. L'uomo, che ha precedenti per omicidio, e la sua compagna sono stati portati in carcere. Paura la scorsa notte a Vibo Marina per l'esplosione di una caldaia in un palazzo sito in via Santa Venere. Lo scoppio si è verificato in un appartamento al secondo piano, preceduto da una fuga di gas avvertita dagli occupanti dell'alloggio e da altre persone residenti che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco, nessun ferito. Controlli serrati della Polizia di Stato a Cosenza, la verifica degli agenti in sale giochi e sale scommesse in piazza Teresa. Nelle notti della Movida Abruzia eseguite anche verifiche fonometriche che hanno accertato il superamento della soglia di tollerabilità del suono consentita proveniente dai locali. 7 le persone denunciate a vario titolo. I carabinieri forestali hanno scoperto un sito brezio tra i filari di un vigneto nel territorio di Umbriatico. La presenza di frammenti di terracotta dipinti, riferisce una nota, ha attirato l'attenzione dei militari che hanno posto sotto sequestro preventivo il sito per preservarne le testimonianze in attesa delle determinazioni della sovrintendenza. Ci spostiamo a Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio Cosentino. Il problema è l'acqua ed è scontro tra gli agricoltori e il consorzio di bonifica di Trebisacce. Vediamo. Oltre 100 agricoltori dell'Alto Ionio Cosentino, l'80% di tutto il comprensorio agricolo, sostenuti dalle rispettive amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria del territorio, hanno costituito un comitato per intraprendere una serie di azioni volte alla soluzione del disagio idrico per l'insufficiente erogazione da parte del consorzio di bonifica di Trebisacce. Una vicenda a dir poco paradossale, in quanto l'acqua c'è, ma solo nella diga e non per irrigare i campi. Le giustificazioni del consorzio sono state ad oggi inefficaci e poco convincenti. Per le spiegazioni che sono pervenute dal consorzio di bonifica di Trebisacce sembrerebbe che l'impianto non può andare a regime in quanto la Puglia avrebbe ridotto la sua richiesta di acqua e questo non consentirebbe di mettere in pressione l'impianto. Una giustifica che appare a nostro avviso particolarmente flebile e che quindi merita un approfondimento significativo. Il comune ad essere più colpito dalla mancanza di acqua per l'irrigazione è Rocca Imperiale, in quanto tutto il territorio è interessato da agricolture di qualità, come il famoso limone IGP. Noi chiediamo che venga rispettato un principio assoluto: l'acqua deve essere ripartita proporzionalmente alle aree irrigabili. Rocca Imperiale è
è il comune più importante da un punto di vista agricolo e le nostre colture non possono assolutamente desistere neanche da un centimetro d'acqua nei momenti di bisogno. In attesa di un intervento concreto ed immediato da parte dei presidenti delle 3 regioni, Calabria, Puglia e Basilicata, la protesta è incalza, la preoccupazione è tanta e non è più possibile aspettare, anche perché nei prossimi mesi estivi quello che oggi è un forte disagio potrebbe diventare una vera e propria emergenza. Le disorganizzazioni hanno portato a questa protesta che è particolarmente vivace e che rischia di sfociare in una manifestazione da parte degli operatori agricoli innanzi al consorzio di bonifica. Quindi noi prima di arrivare a ciò vogliamo assolutamente definire queste questioni una volta per tutte per dare garanzia ai nostri produttori. Lo sport con la festa per il Cosenza in Serie B, la città ha salutato proprio la squadra, festeggiamenti fino a tarda notte, vediamo. Un'attesa durata 15 anni e un'esultanza lunga più di 24 ore. La festa è iniziata subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Massimi al termine della finale play-off, stravinta dal Cosenza Adriatico Cornacchia di Pescara. La gioia immensa del Cosenza e dei 10.000 cosentini sugli spalti si è sprigionata nell'impianto abruzzese e nel frattempo per le strade della città, impazzita per il ritorno in Serie B dei rossoblù. Poche ore per rientrare in Calabria e metabolizzare la svolta del calcio cittadino, poi un nuovo bagno di folla, atteso, spontaneo, ma superiore a ogni aspettativa. Il bus scoperto con a bordo i ragazzi di Braglia, il direttore e lo staff, ha faticato a farsi largo per le strade del centro e degli altri quartieri. Ovunque la stessa scena, il calore e la passione della gente che ha riscoperto l'amore per il Cosenza grazie al cammino esaltante compiuto nei playoff, una formula che piaccia o non piaccia, ha acceso l'entusiasmo in diverse piazze e ha premiato quella che ci ha creduto di più in un'escalation di presenze in casa e in trasferta con numeri di categoria superiore, così come quelli registrati ieri sui gradoni e sui seggiolini di un Marulla riaperto per una sola squadra in campo. Il giro sulla pista e l'ovazione dagli spalti, un nulla liberatorio dopo le sofferenze e le delusioni del passato. Le parole del sindaco Occhiuto e del presidente della provincia Iacucci, che avevano sperato in una promozione, patrimonio sportivo e non solo per il territorio, e poi il giusto tributo a tutti i protagonisti della stagione, dal presidente Guarascio, finalmente acclamato dai tifosi dopo 7 anni di impeccabile gestione societaria coronata da successi, al direttore Trinchera, artefice di una squadra dai valori tecnici e umani importanti che Piero Braglia ha saputo far diventare un gruppo vero, solido e vincente, e che potrebbe essere il tecnico della riconquistata Serie B. Mister, quanto è bello vedere questa cornice di pubblico, quanto è bello riuscire a conquistare questa Serie B. È bello, lo sappiamo che questa è una cornice di pubblico, è sempre stata, nei momenti più importanti ci sono sempre stati, perciò basta vedere quello che hanno fatto ieri, cioè, noi li possiamo solo ringraziare. Avete toccato proprio con mano proprio i caroselli per strada, la gente festante. Anche se l'accorciavano un po' non era meglio, 3 ore. No, è un'emozione, è uno spettacolo, sono cose che ti rimarranno sempre. Ci credeva all'inizio quando ha preso in mano il Cosenza che era penultimo in classifica? La Guarascio se ci credevo. Ce lo dice a noi ai microfoni. No, io l'unica cosa che gli ho chiesto è il premio a vincere, perciò. Resterà Braglia l'anno prossimo? Questo io non ho parlato con nessuno, non lo posso dire. Vediamo. Però l'intenzione c'è. L'intenzione c'è, ma bisogna vedere che dicano. Se poi te c'hai l'intenzione e quegli altri no, oppure non ti metti d'accordo, in calcio non si sa mai. Tornando alla partita di ieri, insomma c'era quel rigore che ha un pochino riaperto la sfida, però poi il gol di Baclé, come al solito, Baclé quando entra dalla panchina è sempre decisivo. Sì, il ragazzo che poteva fare 3.000 cose in più nel calcio, ormai mi sono anche stancato di dire. Baclé è un giocatore forte che ha buttato via un sacco d'anni. Un applauso a tutta la squadra. Quello l'ho già detto, il merito è tutto loro. Sono dei ragazzi bravi, fantastici, io gli auguro ogni bene. Una notte magica per Cosenza, che riprende in mano il proprio destino e approda in una categoria accantonata da troppo tempo e difficile da raggiungere. Un traguardo raggiunto nel modo più complicato e per questo ancora più gratificante, che rilancia la città e la provincia, regalando un'occasione da non perdere e una gioia immensa per migliaia di persone che hanno rivissuto un'emozione già provata decenni fa o nuova di zecca.
E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Persiste un po' di instabilità a causa di temporali pomeridiani, in particolar modo sui monti. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani al mattino generalmente poco nuvoloso, salvo qualche nube in più sul Reggino, dove non si escludono piovaschi. Poi, nelle ore centrali, aumento della nuvolosità, con sviluppo di temporali nelle zone interne, in estensione poi sulle zone limitrofe. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari calmi o poco mossi, con venti deboli da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi il meteo è giunto al termine, grazie per la cortesia attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, immesso in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.